Assessore Giuseppe Panna, problema lupi in Veneto. Gli esiti dell'ultimo monitoraggio, come quantificano il fenomeno? Sì, oggi siamo qui a presentare al tavolo regionale in cui fanno parte sia delle categorie, sia gli esperti, sia tutti coloro che comunque agiscono, sono presenti sulle montagne venete, i risultati del monitoraggio genetico dei lupi del Veneto, 225 campioni che sono stati analizzati, raccolti e analizzati e oggi presentiamo la situazione che vede 6 branchi presenti in Lessinia, Altopiano di Asiago, Monte Grappa e nel Bellunese per 43 lupi e che ci dimostra comunque che questi lupi dalla genetica che abbiamo in mano non si sono ibridizzati, quindi tranquillizziamo tutti nel dire che appunto questi sono lupi puri che sì, sono presenti sul nostro territorio e che comunque abbiamo intenzione di monitorare e gestire. Al tavolo regionale lei oggi ha presentato un nuovo progetto, di che si tratta? Sì, abbiamo un nuovo progetto che oltre a quelli appunto sulla prevenzione è un progetto in collaborazione con l'Università di Sassari che è capofila con alcuni tecnici e professori universitari e in cui noi andremo a catturare e radiocollarare alcuni esemplari di lupi, uno per branco, assieme naturalmente in collaborazione con i carabinieri forestali e abbiamo già avuto il parere positivo di ISPRA e del Ministero dell'Ambiente. È il primo progetto in Italia in questo senso. Noi cattureremo i capibranchi, che sono quelli che guidano il branco, li metteremo un radiocollare e tramite questo radiocollare noi sapremo attraverso delle app dove questo branco è presente e quindi potremo avvertire gli allevatori e i malghesi dove c'è il pericolo e nello stesso tempo anche i nostri testi capiscono dove sono presenti e quindi possono eventualmente prenderli, allontanarli e magari spaventarli nel luogo dove essi predano. Quando partirà questa operazione? Questa operazione partirà subito praticamente dopo agosto e prevederà anche poi, oltre alla cattura, anche il prelievo del DNA dei capibranchi in modo che poi sappiamo ancora meglio qual è la loro genetica.